benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. Messina, la procura per il clamoroso furto delle tele di Antonello non esclude nessuna pista, mafia compresa. Ferie forzate per i 4 custodi di turno, rischiano il licenziamento. Ci sono quadri per strada, il messaggio della donna che ha dato l'allarme con una telefonata al 112. I visitatori del museo stamattina, Messina ha perso un pezzo della sua storia. Palermo, al TG Sicilia, Don Ugo Di Marzo racconta l'intimidazione subita alla noce sotto casa, un atto vandalico, stupido e insolito, commenta. A Catania, predatori di metalli scatenati dopo il furto di rame e l'arresto per il ladro a Castello Ursino, la città continua a essere vandalizzata. L'assessore alle manutenzioni Petralia, toppi danni, dice, per Catania e per i costi elevati per il comune. Sanità di nuovo nella bufera. A Palermo 2 funzionari della protezione civile condannati a risarcire 5 milioni per una fornitura di guanti non idonei all'epoca Covid. A Trapani bocciata la nomina del nuovo direttore sanitario. A Messina chiusa per gravi carenze igieniche una comunità per disabili psichici. Agrigento, duro monito della Chiesa alle istituzioni per i rubinetti a secco da 100 giorni a Maddalusa. Da Trapani a Messina fino a Siracusa milioni di metri cubi d'acqua si perdono negli acquedotti Colabrodo e il 15% delle riserve nelle dighe evapora per il gran caldo. Calcio, Tegola portiere per il Palermo che prepara l'esordio in campionato contro la Juve Stabia. L'infortunio a Joronen porta il DS Osti sulle tracce di Perin della Juventus. Intanto il Catania ha ufficializzato l'ingaggio di Edoardo Masciangelo. Per l'esterno sinistro contratto di 1 anno con opzione per il secondo e domenica al Massimino per la prima di campionato arriva l'Inter Under 23. Bentrovati. Il furto alla Mume di Messina. La procura non esclude neanche la pista mafiosa per il colpo. La questura ha intanto reso noto un passaggio della telefonata che una cittadina messinese ha fatto al 112 per segnalare l'inconsueta presenza delle 2 opere di Antonello da Messina abbandonate dai ladri sul muretto. Emanuela Corsi. Potrebbe esserci l'ombra della criminalità organizzata dietro il furto al Mume, dove sono state trafugate nella notte tra il 15 e il 16 agosto le opere di Antonello da Messina. Il procuratore Antonio D'Amato non esclude nessuna ipotesi, neanche la pista mafiosa. I poliziotti continuano a visionare tutte le telecamere che si trovano vicino il museo e nelle zone limitrofe per vedere se si riesce a individuare la modalità di fuga dei ladri che potrebbero anche venire dall'estero. Un bottino da decine di milioni di euro. Dipinti unici che non possono essere venduti sul mercato normale. Per questo gli inquirenti battono la pista del furto su commissione. Un miliardario straniero o forse i clan che usano l'arte come moneta di scambio internazionale nei grandi traffici di droga, così come accadde in passato con la Natività di Caravaggio. Resta poi il mistero dei sistemi di sicurezza. L'allarme ha suonato ma nessuno tra il personale in servizio ha lanciato l'allarme al 112. I 4 custodi di turno quella sera, mentre era in corso la processione della Vara, sono stati sospesi e rischiano il licenziamento. Si scava sui loro telefoni per capire se vi siano stati ricatti, minacce o complicità interne. È stata invece una cittadina messinese a dare l'allarme quella notte. La questura ha reso noto un frame della telefonata che Elisabetta Bonfato ha fatto al numero unico di emergenza per segnalare la presenza sul muretto di 2 tavole del pittore siciliano del 400 abbandonate dai ladri. Numero unico di emergenza. Cosa è successo? Mi trovo all'Annunziata accanto al museo. Ci sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno li avesse rubati e appoggiati qui. Sono quadri del museo, valgono un sacco di soldi. E mentre le indagini proseguono serrate, questo furto rappresenta una ferita aperta nel cuore di Messina e dei siciliani. E restiamo a Messina. Il museo riapre, ma il vuoto delle opere di Antonello resta.
Le voci dei visitatori con Ilaria Mangano. Il Museo regionale di Messina ha riaperto al pubblico, ma entrando nelle sale qualcosa inevitabilmente manca. Sulla parete dove erano custodite le opere di Antonello c'è un telo nero, un vuoto che non è soltanto quello lasciato dai quadri, ma quello che tutta la città sente davanti alla perdita di un pezzo della propria storia. Ascoltiamo cosa ne pensano i visitatori. Sicuramente è un fatto che ha creato magari disagio anche alla città, perché comunque per loro è una cosa importante da quello che so io per Messina. Però ecco, io capito da turista, visto che ho i miei suoceri qui vicino. Avrebbe voluto vederle? Sì, sicuramente sì. Quest'anno magari era l'anno buono, però magari sarà ormai molto difficile, ecco, recuperare questa situazione. La prima volta in realtà che vediamo al museo ed è un museo molto bello, quindi consiglio a tutti di visitarlo, peccato che non c'è più l'Antonello da Messina, spero che lo ritrovino presto. Soprattutto dispiacere, anche perché erano delle opere abbastanza importanti comunque, quindi è un po' un vuoto, ecco. Palermo, un atto vandalico stupido e insolito. Al TG Sicilia, Don Ugo Di Marzo racconta l'intimidazione subita sotto casa dei genitori in viale Regione Siciliana alla Noce con l'auto ricoperta da oleomotore. Tonino De Mana. È sereno, poco prima di imbarcarsi per Lourdes, insieme ai suoi parrocchiani, Don Ugo Di Marzo, sacerdote della parrocchia Maria Santissima delle Grazie, vittima a Palermo di un'intimidazione con la sua auto parcheggiata in viale Regione Siciliana ricoperta di oleomotore. Un gesto insolito per Don Ugo, secondo cui potrebbe trattarsi di una ragazzata. Sono sereno, sono propenso a credere che si tratti di una brutta bambinata, di un gesto così stupido, fatto da ragazzini e nulla di più. Vedremo cosa diranno le indagini. Il sacerdote confida sull'operato delle forze dell'ordine e si mostra piacevolmente sorpreso per come ha reagito la comunità dello Sperone, che ha condannato l'accaduto. L'unico sentore che ho serio e importante e bello è che il quartiere, la comunità di Roccella e di Sperone hanno preso malissimo questo fatto, un fatto brutto, un fatto ingiusto, un fatto da condannare con chiarezza, dal quale prendono le distanze sicuramente tutti i parrocchiani. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato Zisa Borgonuovo, che hanno sequestrato le immagini di alcune telecamere e il bidone utilizzato dall'autore del gesto. Predatori di metalli scatenati a Catania. L'ultimo raid, culminato con un arresto, ha lasciato al buio la zona del Castello Ursino. La caccia all'oro rosso in interi quartieri. Tonino De Mana. L'ultimo episodio, peraltro culminato con l'arresto di un 44enne da parte dei carabinieri, ha lasciato al buio il perimetro del Castello Orsino e buona parte delle strade adiacenti piazza Federico II di Svevia, ma i continui furti di rame sono ormai un'emergenza. A Catania, ma il problema esiste in tutta la Sicilia, il fenomeno riguarda il centro storico e le periferie, segno evidente che i predatori di metalli sono ovunque, sprezzanti anche del rischio di finire nella rete delle forze dell'ordine e quindi in manette. Ad onor del vero sono in tanti a farla franca. Nel mirino tubature pluviali, cavi di ogni tipo, impianti di edifici pubblici e privati, colonnine di ricarica per le auto elettriche, interi quartieri al buio, a pagare un prezzo pesante Librino e San Giovanni Galermo, dove si segnalano la maggior parte dei furti, costi che poi ricadono sulle casse comunali. Tutti danni che producono due effetti negativi. Il primo, lasciano zone al buio per giorni, per settimane, quindi abbiamo un effetto negativo sulla cittadinanza. L'altro è un danno economico alle nostre casse. Refurtiva che viene rivenduta al mercato nero, 4-5 euro al chilo per il rame grezzo, con punte di 7-8 euro al chilo per il metallo d'alta qualità. Sempre a Catania, un giovane di 20 anni è stato trovato morto in casa. A scoprire il cadavere il fratello. Nell'appartamento, dopo l'ispezione dei carabinieri, pare non siano stati trovati segni di effrazioni né violenze sul corpo del giovane. La procura ha disposto l'autopsia. È stato individuato nel Cosentino nel relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina dopo il decollo da Capodorlando. Morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota romano Carlo Arnulfo e Angela Buccicco di Matera, figlia dell'ex sindaco della città dei Sassi. Alle ricerche hanno partecipato centinaia di uomini e mezzi. Cause della sciagura o le avverse condizioni meteo o un guasto tecnico. Disposta l'autopsia delle vittime. Palermo, 2 funzionari della protezione civile
condannati dalla Corte dei Conti a risarcire quasi 6 milioni di euro per una maxi fornitura di guanti destinati agli ospedali nel corso dell'emergenza Covid. Materiale, secondo i giudici, che non corrispondeva a quello previsto dal contratto e in alcuni casi privo delle certificazioni necessarie. GR Italia. Guanti acquistati durante l'emergenza Covid ma consegnati in parte in materiale diverso da quello previsto, in alcuni casi senza le certificazioni richieste. La Corte dei Conti presenta il conto a 2 funzionari della Protezione Civile siciliana. Dovranno risarcire oltre 5 milioni e mezzo di euro. Sono Alfio Drago, responsabile unico del procedimento, e Ugo Savattiere, direttore dell'esecuzione del contratto. La vicenda risale al giugno del 2020, quando la Protezione Civile affidò direttamente alla European Network TLC una commessa da 8,4 milioni di euro per 1 milione di confezioni di guanti in nitrile da consegnare entro 7 giorni. La consegna però non sarebbe avvenuta nei tempi né secondo le caratteristiche previste. Tra giugno e novembre furono recapitati 133.200 box, appena 15.000 in nitrile, mentre 118.200 erano in lattice. Altre confezioni sarebbero risultate prive dell'indicazione del materiale e in alcuni casi delle certificazioni europee. Una parte della fornitura inoltre non sarebbe mai stata consegnata. Per la Procura Contabile un passaggio decisivo riguarda le certificazioni sottoscritte dai funzionari. Nel dicembre del 2020 Savattiere avrebbe attestato la regolare esecuzione della fornitura nonostante le contestazioni, consentendo così la liquidazione di una fattura da 2.100.000 euro. Da qui la contestazione del danno erariale e la condanna in solido dei 2 funzionari. La vicenda nasce dall'inchiesta della Guardia di Finanza di Roma su un appalto complessivo da 22 milioni di euro. Sul fronte penale sono stati coinvolti i vertici della società fornitrice, ma il procedimento non è ancora arrivato a una sentenza. Nel 2024 è stata invece archiviata la posizione dell'ex ministro Saverio Romano. A Trapani tutto da rifare per la nomina del direttore sanitario dell'ASP. Il giudice del lavoro ha dichiarato illegittima la nomina di Danilo Greco. Laura Spanò. Non c'è pace per l'ASP di Trapani dopo lo scandalo per il ritardo nella repertazione degli esami istologici. La nuova tegola riguarda la nomina di Danilo Greco a direttore sanitario, quindi tutto da rifare. Su ricorso infatti del dottore Cristiano Raimondo, primario di medicina dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala, il giudice del lavoro del Tribunale di Trapani ha dichiarato illegittima la nomina di Greco, nomina decisa nel febbraio 2025 dall'allora direttore generale dell'ASP Ferdinando Croce, che il 21 maggio dello scorso anno si è dimesso dall'incarico dopo le polemiche esplose per via dello scandalo relativo ai gravi ritardi ai referti istologici. Non sarebbe però automatico il subentro di Raimondo a Greco, c'è infatti un elenco regionale dal quale attingere, annullato in ogni caso la decisione di Ferdinando Croce. Nel frattempo Sabrina Pulvirenti, commissario straordinario dell'ASP trapanese dai primi di luglio del 2025, si limita a dichiarare: l'azienda sta provvedendo a prendere formalmente atto della sentenza emessa dal giudice del lavoro di Trapani. A Messina, sequestrata la comunità alloggio per disabili psichici Santa Rita. Trovate 230 confezioni di farmaci scaduti, gravi carenze igienico-sanitarie e un numero di ospiti superiore a quello autorizzato. Trasferiti 37 ospiti, indagato il rappresentante della struttura, Ilaria Mangano. 37 persone trasferite e oltre 230 confezioni di farmaci scaduti e una struttura socioassistenziale del valore di circa 3 milioni di euro sequestrata. È quanto è emerso dai controlli effettuati nella comunità alloggio Santa Rita di Messina, che ospitava persone con disabilità psichiche. A convalidare il sequestro preventivo d'urgenza è stato il GIP del Tribunale di Messina su richiesta della Procura distrettuale a seguito delle verifiche condotte dai carabinieri del NAS di Catania e del NIL di Messina con il supporto dell'ASP. Gli investigatori hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, la presenza di operatori ausiliari privi di qualifica sanitaria, un numero di ospiti superiore a quello autorizzato e la presenza di un lavoratore in nero. Inoltre sono state trovate oltre 230 confezioni di farmaci scaduti. Le condizioni riscontrate sono ritenute pericolose per la salute degli ospiti, che sono stati trasferiti in strutture idonee con il supporto degli assistenti sociali del Comune di Messina e del Dipartimento di Salute Mentale. Indagato il legale rappresentante per maltrattamenti, abbandono di minore o incapace, somministrazione di farmaci guasti e mancato rispetto dei requisiti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Accuse che dovranno essere verificate nel corso delle indagini. Dal tetto dell'edificio penetra l'acqua della pioggia.
Succede nella nuova casa della comunità di Lipari alle Olie. Per l'ASP di Messina, che non darà più contributi, si tratta di un fatto inaccettabile, ma nel frattempo l'attività sanitaria della casa continua e le visite si svolgono nell'ambulatorio infermieristico. A Siracusa sono stati fermati 3 egiziani per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono accusati insomma di essere gli scafisti dello sbarco avvenuto lunedì scorso con 36 migranti recuperati al largo delle coste siciliane e trasferiti ad Augusta. Rubinetti a secco da oltre 100 giorni a Maddalusa, frazione di Agrigento. L'emergenza idrica accende la protesta dei residenti e mobilita adesso anche la Chiesa agrigentina, che richiama le istituzioni. Davide Sardo. Oltre 100 giorni con i rubinetti a secco. A Maddalusa, frazione di Agrigento, la crisi idrica diventa anche una questione sociale e la Chiesa agrigentina decide di scendere in campo lanciando un duro monito alle istituzioni. Un'emergenza che continua a pesare sulla vita quotidiana dei residenti costretti a procurarsi l'acqua da soli. Abitazioni senza regolare allaccio e contatore, una situazione che si intreccia anche con l'abusivismo edilizio. E con le autobotti ferme il disagio è diventato ancora più pesante. Spero che l'acqua arrivi a tutti, perché il diritto all'acqua è di tutti. Semplicemente questo, che il diritto all'acqua è di tutti. Io capisco che il sindaco si trovi in una situazione molto difficile. Non credo che voglia andare contro i suoi cittadini, ma qui c'è, però non è una questione che riguarda solo gli abitanti di Maddalusa, qui riguarda tutti i cittadini, non solo di Agrigento, perché altre situazioni simili a queste ci sono a Canicattì e già c'è stato tutto un problema, come ci sono a Favara, ci sono a Naro, in tutta la provincia. La Chiesa chiede di non lasciare soli i cittadini e richiama le istituzioni alla responsabilità. Il diritto all'acqua è sacrosanto, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU, la Costituzione italiana, la dottrina sociale della Chiesa, ma anche il normale senso civico ci dice che l'acqua deve essere data a tutti. A Maddalusa l'emergenza continua e dopo oltre 100 giorni cresce la richiesta di una soluzione concreta. Ma non solo Maddalusa, perché l'emergenza idrica coinvolge ormai mezza Sicilia. La rete Colabrodo mette a dura prova cittadini e turisti e nonostante le abbondanti piogge, l'isola fa i conti con un razionamento senza precedenti, per non parlare poi del 15% dell'acqua degli invasi che a causa delle alte temperature di questi giorni evapora. Laura Spanò. L'acqua in Sicilia c'è, ma una rete idrica Colabrodo fa sì che anche in questa caldissima estate 2026 i siciliani siano costretti a un razionamento idrico senza precedenti. Da Trapani a Messina fino a Siracusa, cittadini e turisti, più che godere delle meritate vacanze, devono fare i conti con l'acqua che manca. Tutto questo accade nonostante le abbondanti piogge. Sono poi milioni i metri cubi di acqua che si perdono negli acquedotti Colabrodo, mentre il 15% delle riserve nelle dighe pare che a causa delle alte temperature stia evaporando. Poi ci sono interi quartieri morosi perché nessuno fino ad oggi ha pensato di installare i contatori. Tutte cause di un'emergenza che dopo anni si fa fatica a continuare a definire tale, che si trasforma in una colossale macchina mangiasoldi. A fine luglio la Corte dei Conti aveva evidenziato che il settore idrico siciliano ha beneficiato di un significativo afflusso di fondi europei nazionali e regionali superiori a 800 milioni di euro. Malgrado questo, certifica la Corte dei Conti, il 50% dell'acqua si perde nelle condutture fatiscenti e dei 45 invasi la maggior parte opera con una serie di limiti dovuti a scarsa manutenzione, mancati collaudi, verifiche sismiche di sicurezza non effettuate. Solo nelle ultime settimane dalla Regione sono stati stanziati 18,9 milioni di euro per rimborsare a Sicilacque le forniture idriche nel Trapanese e a Messina per le utenze ex EAS. Ma la crisi rimane drammatica ovunque. Musica adesso, è una delle regine dell'estate assieme a Serena Brancale e Adelia
con il tormentone al mio paese, Levante, l'artista calatina, questa sera riabbraccia la sua terra con un concerto a Zafferana, ai piedi dell'Etna. La portiere per il Palermo costretto a tornare sul mercato, mentre a Catania arriva il laterale sinistro Masciangelo. State con noi. Palermo al lavoro per la gara di campionato domenica al Barbera contro la Juve Stabia, apprensione per le condizioni di Joronen. Marco Gulà. Archiviata la vittoria in Coppa Italia contro il Lecce, il Palermo inizia a scaldare i motori in vista della prima giornata di campionato, che sarà domenica sera al Barbera contro la Juve Stabia. Club in ansia per le condizioni di Joronen. Il portiere rosanero rischia un lungo stop dopo l'infortunio rimediato in occasione del match contro i salentini. Il direttore sportivo Carlo Osti è già al lavoro e starebbe pensando ad un grande colpo per sostituire il finlandese, ovvero Mattia Perin della Juventus. I bianconeri hanno ufficializzato l'arrivo di Guglielmo Vicario, che andrà a giocare titolare, ed è quindi verosimile che cederanno uno tra Perin e Di Gregorio. Il Palermo ha già avviato i contatti con l'entourage del calciatore, un affare che potrebbe andare in porto appena la Juventus deciderà su chi puntare come secondo di Vicario. Ma Osti è al lavoro anche per trovare una sistemazione a giocatori come Brunori e Blen, ormai fuori dal progetto tecnico. Nessuna offerta interessante per loro. Tra i partenti probabilmente anche Giasia e Gomez. In questo momento attendono offerte anche dall'estero. Il Catania ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno sinistro Edoardo Masciangelo. Attese altre novità di mercato, oggi per i rossazzurri seduta mattutina di allenamento. Sergio Colosi. Edoardo Masciangelo, 30 anni, ha firmato con il Catania un contratto annuale con opzione per la stagione successiva. L'anno scorso l'esterno sinistro ha conquistato la promozione in Serie A con il Frosinone, complessivamente 255 partite nelle competizioni professionistiche, di cui 138 in Serie B con 27 assist. Al suo attivo anche un'esperienza nella Super League svizzera con il Lugano, qualificato alla fase a gironi della successiva Europa League. Cresciuto nelle formazioni primavera di Roma e Fiorentina, ha indossato le maglie di Arezzo, Piacenza, Juventus Under 23, Pescara, Benevento, Palermo e Cittadella. Masciangelo arriva al posto di Rocchetti, mentre si attendono novità nel reparto di centrocampo dopo i mancati acquisti di Ricci e Vitale, ufficializzati rispettivamente da Ascoli e Salernitana. Il Catania stringe per assicurarsi altri profili di spessore, ma il mercato va ad incastri. Cicerelli sempre più intoccabile a meno di offerte clamorose. Di Gennaro e Dini pronti a partire. Si valutano offerte per Di Tacchio e Rolfini, mentre si vorrebbe monetizzare l'eventuale cessione di Gimenez, anche perché oltre a Caturano squalificato per 6 giornate e ai più che promettenti Leonardi e Russo, serve un altro bomber da doppia cifra all'attacco rossazzurro. Anche oggi seduta mattutina del Catania e mister Bianco per preparare l'esordio in campionato al Massimino contro l'Inter Under 23. E noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.